Mi trovo alla stazione di Taormina Giardini nel 2021, ovvero 100 anni dopo il noto viaggio che ha fatto lo scrittore David Herbert Lorenz tra la Sicilia e la Sardegna. Mi trovo insieme a Daniele Marzetti, giusto? Correttamente, il quale si sta occupando da diverso tempo di un progetto molto interessante che l'Associazione Ferrovie Siciliane ha subito sposato e condiviso. Daniele, allora parlaci un po' di questo progetto e il perché noi siamo nella stazione di Taormina Giardini. Siamo qui perché il viaggio di cui questo libro è testimone, in Sardegna, sia in Sardinia, iniziò, mi sono passato remoto perché appunto sono passati 100 anni, proprio da Taormina il 4 gennaio 1921. Come potete vedere non è gennaio ma è luglio, fine luglio. Avremmo voluto iniziare, proprio per rispettare filologicamente le date, anche noi a gennaio, ma per ovvi motivi di restrizioni, pandemia eccetera eccetera non abbiamo potuto cominciare. Però adesso siamo qui da questa stazione dove Lorenz e la moglie Frida, da cui Lorenz e la moglie Frida partirono appunto in quella fredda mattina di gennaio alla volta di Messina, fecero scalo a Messina per poi prendere il treno per Palermo e da lì alla volta di Trapani col ferrybot e poi Cagliari e tutto il resto. Questa tappa è importantissima proprio perché Lorenz abitava qua a Taormina, nella località di Fontana Vecchia, e questi giorni di produzione cinematografica qui in Sicilia andremo a scoprire questi luoghi inesplorati e cercheremo di ritessere un po' il filo della storia. Quindi noi siamo molto felici di poter essere qui assieme a Giovanni e all'Associazione Ferrovie Siciliane per fare storia, per fare cultura e raccontare anche storie ormai dimenticate, storie minime. A questo proposito vi vorrei leggere giusto un paio di righe dal libro che è stato stampato e pubblicato nell'edizione filologicamente corretta dalla prima edizione del 1921 dall'editore Elisso di Nuoro, che è anche tra i patrocinatori del progetto Return to Sea in Sardinia. Quindi il primo capitolo parla proprio del viaggio, si intitola Fino a Palermo. Si sente la necessità assoluta di muoversi e soprattutto di muoversi in una direzione particolare, una doppia necessità quindi, muoversi e sapere in che direzione. Ma perché non si può stare seduti e immobili? Qui in Sicilia è così piacevole. L'assolato Marionio, il gioiello cangiante della Calabria, simile ad un opale di fuoco mosso nella luce. L'Italia è il panorama delle nuvole a Natale, la notte con la costellazione del Cane che posa un lungo raggio luminoso sul mare, come se abbaiasse contro di noi. L'altro passo è molto interessante dal punto di vista descrittivo, perché è proprio Taormina all'alba in una notte d'inverno. È l'alba, non mattino, il sole non è ancora sorto. Il paese è quasi tutto buio nella luce rossa, è ancora addormentato. Non c'è nessuno alla fontana presso il cancello dei Cappuccini, è ancora troppo scuro. Un uomo che conduce un cavallo oltre l'angolo di Palazzo Corvaia. Uno o due uomini forse, scuri lungo il corso. E così, oltre alla sommità, giù per il ripido acciottolato tra le case e fuori sulla nuda collina. Questa è la costa della Sicilia dove albeggia, anzi, la costa d'Europa dove albeggia. Ripida, come un'enorme collina, rivolta all'alba. Un'alba rossa mescolata a un groviglio di scure nuvole e un pizzico d'oro. Devono essere le 7. La stazione, giù in basso, sul mare.
e il rumore di un treno. Sì, un treno. E noi ancora in alto sul ripido sentiero che si snoda verso il basso. Ma è il treno da Messina a Catania. Mezz'ora prima del nostro, che è da Catania a Messina. Quindi il libro è proprio un bellissimo resoconto non solo del viaggio, ma dei popoli della Sicilia, della Sardegna, e poi anche un resoconto visto ovviamente dall'occhio di uno scrittore straniero del sud dell'Italia. Quindi io mi auguro che possiate riprendere in mano questo libro, perché è veramente molto molto intrigante dal punto di vista sia della descrizione dei paesaggi che la descrizione dei tipi psicologici, e con il documentario che verrà presentato poi a fine ottobre a Cagliari cercheremo di fare un confronto tra ieri e oggi, anche grazie alle pellicole che ci verranno donate dalla Cineteca Sarda, Società Umanitaria di Cagliari, grazie al contributo di Ferrovie Siciliane che ci darà dei filmati e delle fotografie storiche, e ovviamente essendo appassionati di formati audiovisivi io non sto nella pelle, perché sono veramente eccitatissimo a vedere queste immagini storiche. Quindi ringraziamo ancora una volta la partnership magnifica con Ferrovie Siciliane, ed è anche un modo per unire le due isole, la Sicilia e la Sardegna, che hanno molte diversità ma anche molte somiglianze. Infatti questo è un esempio, lui della Sicilia, io diciamo della Sardegna, e stiamo qua che stiamo cercando di fare qualcosa per unire ancora di più il concetto di insularità. Grazie ancora Giovanni, se volete maggiori informazioni sul progetto siensardinia.org o l'associazione The Visual Guys che sta producendo tutto il progetto, thevisualguys.com. Bene Daniele, io comunque aggiungo anche che è voluta questo contesto dove noi stiamo vivendo la stazione esattamente nello stesso momento in cui, cioè nello stesso modo in cui l'ha vissuta un viaggiatore nel 1921 come lo scrittore Lorenz. Quindi non abbiamo organizzato nessun contesto, diciamo così, preparato, è proprio quello che state vedendo alle nostre spalle, e anche l'audio che sentite degli annunci sonori, proprio è esattamente quello che in questo stesso momento sta ascoltando un qualsiasi viaggiatore. Quindi come nel 1991, nel 2021 io insieme a Daniele abbiamo voluto realizzare questa cosa nella stessa cruda naturalezza in cui lo potrebbe vivere qualsiasi altra persona. Chiaramente siamo in un contesto diverso come fabbricato viaggiatori rispetto a quella che ha vissuto, lo scrittore, perché come ben sappiamo la stazione non è questa e non si chiamava Taormina Giardini ma si chiamava Giardini Taormina. Esiste ancora qualche traccia di quel periodo che ho avuto il piacere anche di raccontare e quindi di scrivere a Daniele. E quindi Daniele, io ti ringrazio nuovamente a nome dell'Associazione Ferrovie Siciliane e ti invito nuovamente a far vedere la copertina del libro, magari ecco, poi ci saranno diverse persone che sono interessate a questa cosa. E se poi ripete il sito della vostra associazione, così magari qualcuno vi può anche seguire. Sì, l'associazione è The Visual Guys, il sito è thevisualguys.com, il sito del progetto Return to Sea and Sardinia è seaandsardinia.org. Quindi vi invito veramente di nuovo a sfogliare questo libro, perché non parla solo di Sardegna ma parla di sud in generale. Esattamente. Grazie. Quindi adesso il viaggio sarà Taormina-Messina, Messina-Palermo, Sì. sempre in treno chiaramente, Sì. chiaramente visto nel 2021, e poi con l'allora piroscafo, oggi la nave insomma, Sì. una nave traghetto insomma moderna, direttamente poi in Sardegna. Cagliari. Perfetto. L'appuntamento è ad ottobre a Cagliari. Grazie ancora e grazie Daniele. Ciao, grazie.